Quello di oggi è il primo sciopero dopo la pandemia da parte degli studenti. Sì, allora a me piace più che definire lo sciopero una manifestazione legittima. Le confesso che per me è un segnale molto importante perché questi 2 anni di pandemia sembravano aver in qualche modo narcotizzato i nostri ragazzi. Invece questa risposta, che per me è di alto civismo, ci sta a testimoniare che i ragazzi ci sono. Dalla parte dei ragazzi, il preside dell'alberghiero Musatti, eccolo immortalato nella foto con gli studenti in sciopero e successivamente da noi ripreso pure al bar dell'istituto mentre prepara il caffè spiegandoci che la situazione fa acqua da tutte le parti perché oltre al freddo col maltempo piove anche nelle classi, nei bagni della sede di Via Rinascita mancano pure porte maniglie, ma la cosa più preoccupante è che mancano proprio le aule, sottolinea, mentre si provvede a riparare il guasto all'impianto di riscaldamento. La città metropolitana è intervenuta come sempre, insomma la mia interlocuzione con questo ente è positiva, è intervenuta immediatamente per risolvere il problema.